Buon pomeriggio, buon fine settimana, ben trovati in un appuntamento con il Punto. Lo avevamo anticipato già al termine della scorsa settimana che in questo fine settimana ci saremmo dedicati all'Università di Catania perché è in corso una campagna elettorale, quindi una campagna elettorale per la corsa alla carica di rettore. Si voterà a fine giugno, il 23 giugno il primo turno, poi vedremo cosa succederà. Anche qui sono previsti i ballottaggi e ve lo spiegheremo nel corso di questa trasmissione. Allora, abbiamo voluto organizzare un dibattito all'interno e dedicare appunto la nostra trasmissione proprio all'Università di Catania e in senso più ampio all'Accademia, ai rapporti dell'Accademia con il territorio e insomma tutto quello che comporta appunto anche questa elezione. Però ne parleremo dopo perché l'anteprima noi la dedichiamo sempre, anzi a proposito un attimo, prima di salutare Totò, gli ospiti sono già qui, li possiamo inquadrare se volete, lo dico alla regia, eccoli qua, vedete l'inquadratura nel totale. Oggi per questa edizione del Punto abbiamo anche tolto il nostro tavolo che sempre diciamo, ci supporta in qualche modo. Allora Totò, benvenuto, ciao! Buonasera, buonasera a tutti. Senza tavolo non ti avevo riconosciuto. Esattamente, è come insomma, Allora, senza la cravatta rossa, no? Qualcun altro però, anche. qualcun altro senza la cravatta rossa. Allora, Totò, io Allora, la scorsa visto che si settimana... parla di università, non fare ne ho battute, frequentate Totò, tante. non fare battute sul tavolo che... E ne ho frequentate tante. Ah, ecco, mi pareva, mi pareva. Allora, le vignette, oggi te le guardano le vignette, te le guardano Vignette tutte tutte sull'università. sull'università in generale. Ecco. In generale, certo, non sull'Università di Catania, non sull'Università di Catania. Allora, prima vignetta, vai. Sul- Eccola qua. Allora, Allora, il- le mettiamo anche nei il- nostri monitor così le vedono grandi anche i nostri ospiti. Allora, prima vignetta, eccola qua. il rettore conosce il potere dell'università, il bidello i segreti. Ma non c'è più il bidello, non esiste, non c'è mai stato il Il bidello. bidello, insomma, Si vede l'usciere, l'usciere, l'amministrativo, amministrativo. insomma qualcuno c'è. Dai, prossima vignetta, questa... Vai, potevi fare... Sono ti è piaciuto? No, potevi fare di meglio. Vediamo le altre. Vediamo le altre. Mi dica il Allora, nome... mi dica il nome di qualche rettore famoso. Ah, mi viene in mente Donatella. Donatella Rettore. Beh, questa... insomma, avete una competizione dura, con Donatella Questo è Rettore. anche per chi non frequenta l'università. Avanti, andiamo, prossima vignetta. Questa è anche questa è nuova, dai, via. Crede, Allora, vai. si parla tanto di intelligenza artificiale. Eh. Dove crede che l'IA potrebbe far crescere il numero degli iscritti all'università? Sì, Eh? penso che l'inseminazione artificiale sia una buona soluzione. Vai, Totò, insomma, va. Questo ti ha fatto sorridere. No, mi ha fatto ridere, no? Beh, andiamo avanti. Quella alla Rettore è più bella, però. Ah, il peso delle lauree nella società. Questa sai che è una domanda che ogni tanto Ecco, mi pongo tra me e me. Vai, prego. anch'io, visto che ne ho tre. Veramente, ce l'ha veramente tre lauree. Ce l'ha veramente tre lauree. Vabbè. Il termine dottore è così inflazionato che non lo usano più neppure i posteggiatori abusivi, che ti chiamano zio ormai. Sei entrato Grazie, in zio. parentela. La Nicola e il Baglio quasi stanno. Non ce la fa, non si stanno trattenendo. Poi, quante Vabbè, ne abbiamo? andiamo L'ultima? avanti. No, è l'ultima? No, Sì, credo di credo sì. di sì, poi di sì. Andiamo. Oh, è Vai. il terzo concorso che faccio all'università Eh? e anche quest'anno ha vinto il nipote di un senatore, ma l'anno prossimo ritento. Ma Eh. perché sei ostinato? Eh no, perché prima o poi devono finire sti nipoti. Questa è cattiva, il nepotismo, questo è il nepotismo. Guarda, non sorridono più E qua, con non questo, sorridono più, inquadriamo, non sorridono più. eh, Non sorridono più, vai. e Abbiamo con finito? questo abbiamo finito. Ah, abbiamo finito, vabbè, così. Ah, dalle tue tre lauree ti saluto e ci vediamo la prossima settimana, Torniamo alla politica. Va bene. Torniamo alla politica. Auguri per la Non si vostra dice, voglio elezione. dire.
Ancora buon pomeriggio, bentrovati. Dopo la sigla abbiamo visto le vignette, oggi il punto dedicato alle elezioni all'Università di Catania, la corsa alla carica di rettore. Entriamo subito nel vivo e nel dibattito perché gli ospiti sono qui, abbiamo deciso di fare questo confronto, lo dico in premessa e lo dico anche agli ospiti prima di presentarlo, perché l'Università di Catania non è un ente astratto, cioè un ente, intanto l'Ateneo più antico di Sicilia, certamente è come dire, un'istituzione che impatta fortemente sul territorio, direttamente e indirettamente, per numero di docenti, per numero di studenti, per bacino di utenza, coinvolge almeno 5 province, oltre Catania, sicuramente Siracusa, Ragusa, una parte di Caltanissetta, Enna, una parte di Messina, quindi insomma è un'istituzione diciamo che produce tanto e che ha bisogno di una guida certa, sicura, per insomma, far crescere anche non solo il buon nome ma la ricerca, soprattutto che è quella fondamentale per un istituto come l'università. Allora vi presento i candidati, comincio rigorosamente in ordine alfabetico, però poi faccio qualche premessa anche ai nostri candidati. Salvatore Baglio, si pronuncia così. Normalmente quando mettiamo i nomi i sottopancia mettiamo i partiti politici, perché questa è una trasmissione diciamo, che si occupa molto spesso di politica. Qua abbiamo messo i nomi dei vostri programmi, quindi lei è Salvatore Baglio, Universo CT, l'università che vogliamo. Questo è come dire, il suo movimento in questo caso, il movimento d'opinione. Enrico Foti, studiare e lavorare in Sicilia, poi diciamo anche che cariche avete, che diciamo, specializzazioni avete all'interno dell'università. Ida Nicotra, la persona al centro dell'Università di Catania. Pier Francesco Verù, ripartiamo da noi. Devo dire che il suo era il titolo più lungo, l'abbiamo sintetizzato, diciamo con ripartiamo da noi. Allora, tutti professori, ovviamente professori di fama, tra l'altro stimatissimi professionisti, ognuno di voi con le vostre caratteristiche. Abbiamo 2 ingegneri, un giurista, costituzionalista, un medico chirurgo, quindi insomma li stiamo vedendo insomma, anche inquadrati. Quindi insomma 4 professionisti che si mettono in gioco per l'università. Con noi ci sono ovviamente i colleghi. Ciao Luisa. Buon pomeriggio a tutti. E poi c'è Antonio Condorelli, come sempre tra noi, oggi è collegato, però insomma. Antonio. Eccoci qua. Abbiamo detto, no? Partita calda e avvincente. Non ho sentito. È una partita calda e avvincente. È avvincente, sì, perché il rinnovo dell'Università di Catania. Per il no all'Università di Catania. Luisa, perché Antonio Condorelli dice che è una partita calda e avvincente? È una partita calda sicuramente perché ciascuno dei candidati porta con sé un messaggio particolarmente chi di discontinuità, chi di continuità con il passato, cioè con il rettore uscente, ma poi soprattutto perché dopo gli anni, dopo quest'ultimo sessennio che è stato un po' il periodo della normalizzazione anche, dopo lo scandalo che tutti quanti conosciamo, quello dell'università bandita, forse è il momento di in cui si percepisce anche dai discorsi e dalle interviste che noi stiamo realizzando anche un'esigenza di ripartenza dopo e forse anche nel tentativo di superare uno scandalo che ha portato l'Università di Catania al centro delle cronache nazionali. Io l'ho detto diciamo, in premessa, l'università insomma, è un'istituzione forte sul territorio, l'università in generale cioè, impatta fortemente ovviamente anche diciamo, sul racconto del territorio, della città in questo caso, ma della regione, quindi insomma l'Università di Catania certamente è un soggetto con il quale interloquire sempre. Abbiamo sentito, lo dico a tutti, voi avete fatto un sacco di confronti istituzionali e non in questi giorni, vi siete confrontati ovviamente prima di tutto con i vostri colleghi, il personale docente, vi siete confrontati con gli studenti, con il personale tecnico amministrativo, insomma ognuno di questi soggetti aveva delle cose e ha avuto delle cose da dire, però vi dico, qua il vostro interlocutore in questo momento è il pubblico, quindi le telecamere, quelli che vi ascoltano da casa, gente comune, gente che ha frequentato l'università, gente che probabilmente, ragazzi, giovani che probabilmente frequenteranno l'università, colleghi che vi guarderanno anche in televisione, telespettatori, pubblico
pubblico generalista, quindi insomma cercate di interessare, questa è la raccomandazione che vi faccio, cercando di spiegare di che cosa stiamo parlando. Abbiamo intervistato anche il rettore uscente, tra un po' ve lo faremo sentire, il rettore Francesco Priolo. Facciamo un giro giusto per rompere il ghiaccio. Salvatore Baglio, ci spieghi velocemente la sua candidatura. Allora, la mia candidatura nasce da 6 anni di ascolto. Io ho passato gli ultimi 6 anni, 5 anni e mezzo a servizio dell'università come delegato ricerca, e ho ascoltato tanto, insomma, io stimolo evidentemente l'empatia delle persone, quindi mi parlano e ascolto, quindi ho potuto conoscere in dettaglio, da dentro, veramente da dentro, tutte le criticità e le cose che andavano poi necessariamente fatte. E da lì è uscito fuori il mio programma, la mia idea di un cambio netto di passo, un modo diverso di gestire l'Ateneo, quello che chiamo un Ateneo che deve essere attrattivo e propulsivo allo stesso tempo. Allora, guardi, professore, abbiamo preparato una scheda proprio sulla sua candidatura. Chi è il professore Salvatore Baglio? L'ha preparata Simona Mazzoni. Salvatore Baglio, professore ordinario di misure elettriche ed elettroniche al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica. Catanese, 60 anni, laureato in ingegneria elettronica con dottorato di ricerca in ingegneria elettrotecnica all'Università di Catania. Le sue ricerche riguardano in particolare microsensori e microsistemi e metodologie non lineari, tecnologie, materiali e dispositivi per il recupero di energia da vibrazioni. Oltre 400 le sue pubblicazioni scientifiche, ha partecipato a progetti nazionali e internazionali, partner dell'Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici nel 2013 per i contributi allo sviluppo di microsensori e magnetometri e presidente della Instrumentation and Measurement Society per il triennio 2020-2022. La sua università è un universo dove tutte le componenti nella loro specificità si armonizzano in un sistema interconnesso ed efficiente, puntando verso un costante miglioramento. L'università che vorrei, dice, edificata su principi fondanti quali inclusione, qualità, sostenibilità, trasparenza, partecipazione e responsabilità. Tra gli obiettivi sarà centrale e prioritaria la semplificazione delle procedure amministrative, la valorizzazione del capitale umano mediante percorsi di formazione continua, ma si dovrà investire nella digitalizzazione e informatizzazione dei processi e potenziare la comunicazione, adeguare le infrastrutture e i servizi e promuovere le pari opportunità. Ottimo, contento. Insomma, l'abbiamo così sintetizzata. Diciamo, completiamo il giro, professore Foti. Dico, Foti, lei non è la prima volta, diciamo, che si candida alla carica di rettore, ci ha provato anche in passato, anche il suo, diciamo, un manifesto, no? Il titolo del suo programma: studiare e lavorare in Sicilia significa voler restare qui in Sicilia, no? Produrre per la Sicilia. Anche per lei abbiamo preparato la scheda. Vuole parlare prima o dopo? Come preferisce lei? Dica lei. Facciamo la scheda. Va bene. Enrico Foti, professore ordinario di idraulica al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, che ha diretto dal 2014 al 2022. Nato a Riposto e residente a Giarre, a 60 anni. In ambito accademico è stato Visiting Scientist al MIT di Boston e Visiting Researcher alla Naval Postgraduate School in California. È membro della cabina di regia per la siccità della regione siciliana e collaudatore della nuova diga Forarea di Genova. Docente anche all'Università di Messina, è stato responsabile di progetti internazionali, nazionali e regionali. È stato senatore accademico. Dal 2023 consulente del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e membro della Commissione Nazionale Grandi Rischi, insieme ad altre prestigiose consulenze per il governo. Ingegnere dell'acqua, è stato direttore del DICA, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, e per 2 mandati consecutivi è stato anche direttore del Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura. È il primo a essersi candidato alla carica di rettore. Il suo sogno è un ateneo efficiente e innovativo per il futuro dei nostri giovani, dice, affinché possano studiare e lavorare in Sicilia. La sua visione è un ateneo come bene comune, dove poter fare squadra per affrontare problemi e risolverli al meglio, e dove il rettore è primus inter pares, per trasformare l'ateneo in un luogo da vivere, non solo per studiare. Per questo occorre potenziare i servizi universitari, primo tra tutti la formazione, per affrontare le grandi sfide su clima, mobilità, digitale, salute, energia, sostenibilità
sostenibilità, tecnologia e inclusione. Anche il professore Foti, soddisfatto della scheda. Allora, la domanda però gliela faccio adesso: perché riprovarci sempre, cioè di nuovo? Beh, perché intanto un'esperienza di 12 anni di direzione, parallelamente di senato accademico, e quindi credo di conoscere bene la macchina sia burocratica amministrativa che politica. Quindi chiaramente vorrei mettere questa mia esperienza al servizio della comunità di riferimento, ma soprattutto al servizio degli studenti che, come ha visto anche dal motto, sono l'oggetto del mio programma. Dicevo, studiare e lavorare in Sicilia significa proprio questo, cioè cercare di riformare tutti i percorsi formativi che in genere eroghiamo in un'ottica di collaborazione col territorio, cioè trasferire competenze, non solo formazione, in maniera tale da far restare qui in Sicilia i nostri giovani. Dove si è inceppata l'ultima volta? Cioè, perché non è riuscito diciamo, ad arrivare fino in fondo? Ma guardi, l'altra volta in una campagna elettorale assolutamente da lordi inglesi, siamo partiti in 3, alla fine arrivammo in 2, io e il professore Basile, poi vinse il professore Basile che ebbe un consenso, devo dire, decisamente più ampio del mio. Si è fatta quella scelta, credo che oggi i tempi siano diversi, credo che anche... Professore Priolo? No, allora Basile. Allora Basile, sì. Scusi, io scusi, mi sono candidato nel 2016-17, perfetto. La campagna cominciò nel 2016 e si votò il 2 febbraio 2017. Il mio competitor, alla fine partimmo in 3, c'era anche il professore Filippo Drago, competitor, poi lui si ritirò, io rimasi, lui appoggiò la candidatura di Basile e vinse il professore Basile, in una campagna elettorale assolutamente amichevole. Questa non lo è? Questa è più dura. Questa è più dura. Questa è più dura. Ida Nicotra, allora, costituzionalista, conosciuta anche perché ovviamente diciamo, con i suoi interventi diciamo, partecipa spesso anche alle trasmissioni televisive, no? Abbiamo avuto ospiti anche al punto in altra veste. Adesso la corsa diciamo, all'università. Ida Nicotra, perché prima della scheda? La mia candidatura nasce come un'esigenza da parte mia di restituire a questo Ateneo quello che ho avuto, cioè il momento del ricevere, il momento del dare. Io devo tanto a questo Ateneo, a questa comunità di persone e credo che sia giusto a un certo punto della vita mettersi al servizio della propria istituzione. La scheda di Ida Nicotra. Ida Nicotra, professoressa ordinaria di diritto costituzionale al Dipartimento di Giurisprudenza, è nata a Catania e ha 60 anni. Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, componente del Comitato Scientifico della Scuola di Formazione Politica Piersanti Mattarella e componente fino al 2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Laureata in giurisprudenza, è stata componente del CDA dell'Università di Catania, docente di diritto sportivo del master organizzato dalla Società Calcio Catania insieme all'università e direttore del Dipartimento Discipline Giuridiche dell'Economia. Ha coordinato diversi progetti in seno all'università ed è stata componente di enti di rilevanza nazionale. Tra gli incarichi ricevuti anche quello di componente del Consiglio d'amministrazione nel Teatro Stabile di Catania. Oggi collabora in qualità di editorialista con diverse testate ed è autrice di centinaia di pubblicazioni. Fautrice del valore del femminile nel linguaggio delle professioni per evidenziare la presenza delle donne come persone, per la loro esperienza e per la loro storia. Per una buona università, dice, è importante coniugare tradizione e innovazione per formare una classe dirigente che sappia governare. Inoltre è fondamentale che l'Università di Catania collabori con gli altri atenei siciliani, investendo nell'inclusione dei giovani all'interno del sistema dell'istruzione e del mercato del lavoro dell'isola. Le sue parole d'ordine sono cura della persona, trasporti, servizi, partecipazione, semplificazione della macchina amministrativa. Questa è Ida Nicotra, sì.
Anche questo, va bene così. Perfetta. Perfetta. Professore Verù, passiamo a lei. Allora, anche lei, insomma, impegnatissimo con la sua professione, con la sua carriera, chirurgo di fama, si scommette, non è la prima volta, diciamo, che l'area medica, anche per importanza, no, mette a servizio della corsa al rettorato un nome spendibile. Allora, professore Verù, insomma, da dove nasce? Lei è stato in silenzio per tanto tempo, cioè, devo dire, io che l'ho seguita anche un po' distrattamente, devo dire, questa campagna elettorale, l'ho vista che lei è stata in silenzio per tanto tempo, poi a un certo punto è partito, diciamo, anche lei come i suoi competitor, con la campagna elettorale fatta porta a porta, in questo caso si dice, no? Che è successo? Intanto buonasera, no, sono una persona entusiasta, sono una persona che ha una capacità di visione importante e l'idea ma anche l'onore di poter stare insieme a questa comunità universitaria e ridarle la dignità che merita, è una posizione che merita, cioè, mi dà quella forza, mi ha dato quella forza e quella convinzione di mettere in campo le mie risorse, che non sono quelle di essere un chirurgo determinato, ma sono anche quelle di una persona capace di strutturare e governare processi importanti che siano capaci di dare risposte immediate. Sanno, io dirigo il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, che è un dipartimento emergenza-urgenza, noi dobbiamo essere in grado di dare risposte veloci in pochi secondi, pochi allora, minuti. vediamo la scheda, professore. Prego. Pierfrancesco Verù, professore ordinario di chirurgia vascolare e direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche. Nato a Catania, quasi 64 anni, è inoltre direttore dell'unità di chirurgia vascolare e centro trapianti del Policlinico San Marco di Catania. È principal investigator del protocollo sperimentale di trapianto di utero, autorizzato dal Centro Nazionale Trapianti e dall'Istituto Superiore di Sanità. Inventore e titolare di brevetti di invenzione industriale, come un dispositivo per il trattamento dei difetti delle vene. È stato componente di commissioni scientifiche nazionali e detiene una lunga esperienza formativa all'estero. Dal 99 a oggi ha seguito oltre 700 trapianti e oltre 15.000 interventi di chirurgia vascolare. È stato lui a realizzare il primo trapianto di utero da donatore cadavere in Italia e con lui nasce la prima bambina da un trapianto di utero. Ricercatore, autore e coautore di numerosi libri in lingua italiana e inglese. La sua idea di rettore è fondata sulla determinazione, concretezza e integrità. Un impegno collettivo per costruire un ateneo più giusto, dinamico, internazionale. Delegato alla sanità e all'innovazione in campo biomedico durante il rettorato di Priolo, è stato membro della Commissione per lo sviluppo dell'organico di Ateneo. Il suo motto è: ripartiamo da noi, dalla nostra storia, da un'azione condivisa, da un governo dei processi intelligente, dalla cura del benessere, dalla collaborazione, innovazione e internazionalizzazione, valorizzando studenti e personale universitario. Ateneo come laboratorio di innovazione e sviluppo per il Mediterraneo e anche a livello internazionale, ma laboratorio permanente di confronto culturale. Va bene la scheda? Bravissimi, per tutti devo dire. Ci fa piacere. Allora facciamo così, ci fermiamo, poi subito raffiche di domande, insomma, sull'università, sul territorio, insomma, su tutto quello che vi riguarda in questa corsa al rettorato a Catania, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta all'interno del nostro programma di oggi, il punto dedicato all'Università di Catania. Allora Luisa, abbiamo oggi candidati a rettore all'Università di Catania, il professore Salvatore Baglio, il professore Enrico Foti, la professoressa Ida Nicotra, il professore Pierfrancesco Verù. Ultima settimana, insomma, di incontri, di dibattiti, di diciamo, ricerca del voto, poi insomma sarà il primo turno di votazione. Come finirà? Giro d'opinione, come finirà? Vinco io. Chi vince? Chi vince? Io. Sono tutti convinti. Io penso. Luisa, sono tutti convinti di vincere. Hai visto che bella. Cioè, non c'è nessuno che sta giocando strategicamente, o c'è qualcuno, Luisa? Ma infatti al primo turno poi si vedrà, nel senso anche il distacco tra i vari candidati, tra chi sarà il primo, il secondo, il terzo e il quarto, insomma ci darà un po' la misura di quanto queste strategie che più o meno non vengono fatte siano in effetti funzionali poi all'obiettivo. Ma ci sono già secondo te apparentamenti, cose no?
Loro, allora, da quello che abbiamo visto, insomma, nelle interviste fatte al giornale fino a questo momento, si sottraggono tutti alla risposta, naturalmente, a questo genere di osservazioni. Diciamo che i rumor, quello che si dice nei corridoi, parla di vicinanze più o meno, più che di vicinanze in realtà di continuità o discontinuità con l'esperienza uscente, quindi con quella del professore Priolo. Diciamo che insomma anche i ruoli dei vari candidati all'interno dell'università parlano in questo senso. Abbiamo due delegati, due persone che sono state insomma investite dal rettore Priolo di ruoli di responsabilità, come il professore Verù e il professore Baglio, e quindi ci si immagina da parte loro una certa linea di prosecuzione rispetto al rettorato che si sta concludendo in questo momento, al sessennio che si sta concludendo in questo momento, mentre invece poi ci si immagina una discontinuità un po' più marcata. Quindi se parlassimo di elezioni politiche, i due filogovernativi sarebbero Baglio e Verù. Se parlassimo di elezioni politiche, sì, assolutamente. Quindi poi gli altri sono di rottura. Antonio. Ma qui c'è una questione cruciale che riguarda non solo gli aspiranti, il nuovo rettore dell'Università di Catania, riguarda gli studenti, riguarda l'identità di questo prestigioso ateneo. E la questione è questa: come si fa a restituire agli studenti, ai ricercatori, al mondo economico, la possibilità della visione di un'università che sia distaccata da quella grande famiglia, da quel disegno della grande famiglia di cui parlava l'ex rettore intercettato? Come si fa a pensare che sia concretamente possibile il ritorno del merito e la costruzione di un futuro basato sul merito nell'Università di Catania? Questa è una domanda per tutti. Allora, rispondiamo a saltare. Professore Verù, partiamo da lei. Andiamo al contrario. Ma guardi, in questo penso di poter dire senza ombra di dubbio che sono state messe in campo tutta una serie di strategie dall'attuale governance che ha blindato questo processo, dal nuovo regolamento per le nomine delle commissioni, nuovi regolamenti per i bandi, per i concorsi. In questo mi sento di dire che la trasparenza è stata mantenuta e questa forma che lei dice di meritocrazia e di una necessità, di una possibilità per i nostri giovani ricercatori di potersi affermare, io mi sento di dire che è stata assolutamente rispettata. Professore, lo dico, faccio questa considerazione a tutti. Ho preso dei dati dal portale del MIUR, che è l'istituto, il Ministero dell'Università e della Ricerca. Sono dati sull'Università di Catania, confortatevi nei numeri, diciamo fermi all'anno 2023, poi in questi ultimi anni è cresciuto un po' anche il personale diciamo, dell'università, però tra personale, tra docenti e ricercatori siamo a circa 2000, no? Personale impiegato, con il personale non docente saliamo a più 1200 unità circa. Un dato mi ha colpito però, professori di cui a contratto in percentuale, scrive il MIUR, questi sono dati diciamo che facilmente recuperabili, sono il 24,2%, cioè un professore su 4 è a contratto all'Università di Catania. Che vuol dire questo? Posso? Prego, prego. Ma significa che abbiamo bisogno di fare un reclutamento serio per una offerta formativa altrettanto seria, perché è chiaro che se puntiamo a una didattica di qualità dobbiamo avere un personale qualificato, strutturato all'interno dell'Università di Catania, che può erogare appunto servizi, didattica, ricerca e terza missione di qualità. Che vuol dire terza missione? Io vi ricordo, state parlando anche alla gente della televisione. La terza missione è diciamo, una delle missioni fondamentali dell'università, che si rivolge al territorio e che pone in essere alcune azioni diciamo, strategiche e sinergiche rispetto a una platea di soggetti che sono fuori dall'università. Quindi quello che dicevamo prima, insomma, abbracciare, esatto, un ponte, possiamo dire un ponte con la società, col mondo del lavoro, con le istituzioni. E quello diciamo che poi dovrebbe essere, anche se uno pensa, no, professore Foti, professore Baglio. L'università che si fa attore
Non sfuggite alla domanda di Condorelli. No, sto arrivando. Non Soprattutto, sfuggite alla domanda. soprattutto mi preme correggere i rumors che la Luisa Santangelo detta, perché non è assolutamente così. Non è filo governativo. Le voci stanno a zero per quello che mi riguarda finché non vengono dette, e francamente se fosse stata filo governativa la logica avrebbe voluto che avremmo lavorato in sinergia dall'inizio, quindi rende assolutamente, c'è l'evidenza, il percorso seguito è chiara evidenza del fatto che siamo assolutamente non in cordata, se no staremmo perdendo del tempo, insomma, quindi non la vedo, ma le assicuro che ha ricevuto informazioni del tutto sbagliate. Luisa, hai sentito, no? Ok. Questo mi premeva di dirlo, però tornando al discorso della terza missione... Sì. No, al discorso di Condorelli, dice, come... quello me lo sono perso perché era come scrollarsi, diciamo, questa storia di università bandite. Diciamo. Questa... sono gli anticorpi. In netta differenza, questo sì, e lo ribadisco, senza se, senza ma, però quello che è stato fatto di buono va riconosciuto ed è doverosamente riconosciuto. Noi abbiamo superato questi 6 anni, abbiamo riguadagnato dignità e orgoglio, e quello che è successo non ce lo dobbiamo dimenticare, ma deve stare dietro le spalle. Per quello che... È una storia questa che ha fatto ovviamente il Giro d'Italia. Ci mancherebbe altro. Hanno tremato molti atenei, anche perché non puoi nascondersi, no, lo dico. No, ma non è nasconderlo. Perché poi i rapporti, diciamo, la rete tra università è chiaro, cioè è giusto che sia così, le università è giusto che stiano in rete, che si confrontino, che scambino informazioni, anche i docenti. Quindi insomma l'inchiesta che partì allora dall'Università di Catania così dirompente chiamò in causa anche altri atenei in ogni parte d'Italia. Però è dietro le spalle, è un monito che non dobbiamo dimenticare. Si deve lavorare in una sola maniera, con chiarezza, trasparenza e correttezza, ma è dietro le spalle, il che significa che non deve condizionare i nostri comportamenti futuri, il che significa quindi che per rispondere si va avanti a testa alta, si va avanti con tutta l'energia, si va avanti facendo le cose in maniera programmatica, costruttiva e programmatica, e strategica, scusate. Però là il tema, io lo dico sempre a tutti, perché questa non si può lasciare cadere così, questa storia, no. L'hanno uscito ovviamente i nostri colleghi, è giusto dargli la giusta dignità. Professore Foti, adesso vengo da lei, là c'era tutto anche un discorso di allievi, l'ho fatto Totò Calì nella sua vignetta sorridendo, no? I nipoti, le storie, cioè voglio dire, è chiaramente quella una storia che ha raccontato anche un non detto, no? Cioè, un pensiero comune che poi ha trovato concretezza proprio in quell'inchiesta, cioè va avanti il figlio di, l'amico di, il nipote di. Ora dico, questa storia chiaramente a un certo punto è stata dimostrata in questi anni che non è stato più così, no? O meglio, la trasparenza è stata al centro dell'azione del rettore che sta finendo il suo mandato. Io non sono dentro l'università, non so se ci è riuscito o no, però insomma mi sembra che 6 anni sono stati abbastanza per staccarsi da questa, fermo restando che la giustizia sta andando avanti. Infatti volevo dire questo, prima di tutto bisogna distinguere l'aspetto, come dire, processuale, no? Che sta andando avanti, certo, quello ovviamente. E noi auguriamo a tutti i nostri colleghi di poter dimostrare l'assoluta estraneità ai fatti loro contestati. Sull'altro aspetto, che invece è proprio quello a cui faceva riferimento anche la collega Santangelo, cioè di come ci siamo posti noi nei confronti di questo, tra virgolette, scandalo. Cioè, noi non l'abbiamo affrontato, cioè non c'è stato un momento di catarsi, non c'è stato un momento di discussione interna in base alla quale abbiamo preso delle scelte consapevoli e quindi abbiamo voltato pagina, perché dal punto di vista formale anche prima le cose erano fatte in maniera assolutamente trasparente, regolare, eccetera, quindi dal punto di vista amministrativo non è che siano cambiate in maniera significativa le cose. Dico soltanto che noi invece non abbiamo fatto autocritica, e da questo punto di vista, perché per me questo è un punto essenziale, credo che l'università debba sempre e comunque far sentire la sua voce in città, anche quando la cosa è spiacevole. Oggi si parlava di Gaza, l'altro giorno di altre questioni, adesso siamo di nuovo sui giornali. Cioè dico, una cosa è l'aspetto
giuridico penale, insomma l'azione della magistratura che giustamente deve fare il suo corso, e ripeto, io sono sicuro che i nostri colleghi riusciranno a dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati. Altra cosa invece chiaramente l'aspetto universitario, che chiaramente non ha funzionato, perché qualcosa che non ha funzionato deve esserci stato, se uno scandalo di livello planetario, perché a me telefonavano da Boston. Professore, cosa si può fare adesso per evitare che in futuro accada? O perlomeno lei ha in mente qualcosa che ulteriormente può essere fatto? Ecco, la domanda è questa. Secondo lei oggi l'università ha gli anticorpi per, come dire, respingere questa... Banalmente in questo momento stiamo facendo anche dei concorsi per personale tecnico e amministrativo con esaminatori tutti interni, basterebbe fare come l'Università di Palermo, affidarsi a esaminatori tutti di altre università, cioè sorteggiare nomi provenienti da altre università. Per esempio, è chiaro che non è che la sostanza secondo me cambia, ma cambia la forma. In certe cose la forma è anche sostanza, soprattutto dopo quello che abbiamo attraversato, cioè certi passaggi andavano fatti. È chiaro, Ida Nicotra, lei non ha risposto. Io credo che bisogna ancora una volta ripartire dalle persone, ripartire da tutti coloro che lavorano all'interno dell'università. E posso dire, per esempio, la mia esperienza, mettere a confronto le situazioni concrete. Io ho una decina di ragazzi giovanissimi, trentenni, che mi seguono, sono tutti diciamo, figli di persone che non hanno nessuna diciamo, vicinanza all'università e stanno facendo carriere brillanti dentro l'università e fuori dall'università. Cosa voglio dire? L'esempio, e ciascuno di noi può contribuire a migliorare la reputazione e la credibilità dell'università con le nostre azioni giorno per giorno, faticando con sacrificio, dedizione e trasparenza. Io credo che ci possiamo riuscire solo dando il buon esempio. Vi faccio sentire uno stralcio dell'intervista, la lunga intervista che ha realizzato la nostra Simona Mazzone al rettore uscente, che ha fatto ha tracciato un po' un bilancio, no, di questi 6 anni, diciamo, lunghi. Tra l'altro è cambiata anche la durata, no, del mandato da rettore, mentre prima di 3 anni si è allungata a 6 anni, quindi 6 anni sono lunghi, anche diciamo, abbiamo visto, no, nello svolgimento delle cose del mondo, cioè una cosa iniziata il 1° gennaio di 6 anni prima certamente arriverà in modo totalmente diverso 6 anni dopo, perché i tempi ormai sono molto più veloci. Allora sentiamo nella prima parte, nel primo contributo, il rettore Francesco Priolo, intervistato da Simona Mazzone. Rettore Priolo, dal 2019 in carica, adesso fine mandato. Che anni sono stati questi? Sono stati 6 anni importanti, 6 anni partiti con la questione morale, si è lavorato tanto su questo per tenere la barra dritta e riconquistare la fiducia della società civile. Dopo poco la pandemia, quindi un grande lavoro, una grande difficoltà, ma siamo riusciti in tempi brevissimi a mettere tutta la didattica online dopo appena 4 giorni, più di 1600 corsi. Quando si parla di bilanci si parla anche di numeri. Noi avevamo circa 6.000 immatricolati all'inizio del mio mandato, chiudiamo con 8.000 immatricolati, quindi chiaramente un aumento, sto parlando del numero di iscritti al primo anno ovviamente. Tutti i docenti in tutti i dipartimenti sono aumentati, ma non bastano i docenti, per aumentare gli studenti ci vogliono anche aule. Abbiamo lavorato tanto, le aule sono aumentate di 1.500 posti, si sta rigenerando e ristrutturando il Vittorio Emanuele II, si sta ristrutturando l'ex Ascoli Tomaselli, stiamo parlando di ex ospedali che avranno una seconda vita perché diventeranno luoghi di studio, perché in questi ospedali, con dei finanziamenti che abbiamo recuperato per oltre 100 milioni di euro dall'esterno, faremo e stiamo facendo, perché i cantieri sono aperti, altri 5.000 posti aula.
anche altri 600 posti letto che, sommati ai 100 posti letto che faremo e stiamo facendo in via Androne, non fanno altro che raddoppiare la capienza di posti letto che oggi ha il nostro Ateneo. Professore Verù, sembra banale, ma senza gli studenti non c'è l'università, o meglio c'è solo in parte, perché insomma più studenti ci sono, più didattica c'è, più presenza c'è in città, più si sviluppa tutto quello che sta attorno all'università. Insomma è un sistema che nasce anche sugli studenti, anzi soprattutto sugli studenti. Mi permetto un attimino di puntualizzare la domanda precedente, quella legata ai docenti, che lei ha detto che 1 su 4 è a contratto. In realtà questa è la conseguenza del PNRR, perché noi sui fondi PNRR abbiamo fatto dei ricercatori che sono ricercatori a tempo determinato, quindi ricercatori a contratto, che era proprio la caratteristica del progetto. A termine, quindi che era finalizzata alla realizzazione della ricerca e che scadranno nel 2026, e che questa governance, sempre grazie ai fondi PNRR, cioè sugli utili delle PNR, intende prorogare per altri 2 anni. Stiamo parlando di che numero? Stiamo parlando gli RTDA PNRR sono circa 110, più o meno. Un buon numero, diciamo. Quindi il fatto di essere a contratto non significa che è stato un reclutamento ordinario, come dire, di precariato, era proprio una categoria prevista nel PNRR ed era finalizzata al periodo PNRR. Resta un problema nazionale, non è un problema di Catania, perché questo è successo in tutta Italia, e quindi però ora il problema di questi giovani ricercatori che abbiamo utilizzato, no, in qualche modo. Esatto, dobbiamo trovare una strada a livello nazionale in cui... Anche perché non stiamo parlando di ragazzini, cioè sono no, adulti belli formati. Poi sono ragazzi che abbiamo utilizzato anche per la didattica, per dare un'offerta formativa maggiore, quindi sono realmente una grandissima risorsa per il nostro Ateneo. Luisa. Eccomi. Vai. No, io mi volevo ricollegare con quello che ha detto il professore, il rettore Priolo nell'intervista, parlando di posti aule, di posti letto, anche parlando della didattica a distanza che siamo stati capaci, diceva lui, di attivare nel giro di pochissimi giorni dopo lo scoppio della pandemia. Noi abbiamo ci immaginiamo questi studenti molto spesso come delle persone che facciano esclusivamente questo, cioè delle persone che si possano permettere di stare all'università, che non debbano fare altri lavori, che non debbano lavorare, che arrivino da condizioni sociali che permettono loro anche di potersi permettere di vivere da fuori sede e di non dedicarsi a tutt'altro. Ecco, io vorrei parlare invece degli studenti che non sono esattamente in queste condizioni, che non sono lo studente tipo che spesso ci immaginiamo, ma che magari hanno bisogno di alloggi, di borse di studio, che hanno bisogno di servizi più efficienti, che non si possono permettere un esame rinviato 5 volte perché magari hanno dovuto prendere un permesso, persone che non si possono neanche permettere di immaginarsi di rimanere, di attendere la liberazione dell'aula perché la lezione che viene spostata, eccetera. Ecco, vorrei parlare di loro. Per loro voi qual è il pensiero che avete su queste categorie di studenti che esistono? A chi? Domanda a chi? Falla tu, direi. A tutti. No, in realtà parti da uno. No, professore Verù, allora cominciamo da lei, visto che lei stava parlando. Grazie. Questo è un tema molto importante che ha 2 linee strategiche. Uno, su quale deve essere la modalità della nostra didattica, perché l'università di Catania, come tutte le università, devono oggi porsi davanti un problema che la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale non può fare a meno di queste risorse e non può non comprendere che l'apprendimento dei nostri giovani avviene attraverso questi canali. L'altro aspetto importante è quello che ha rivelato lei, cioè del studente lavoratore. In realtà lo studente lavoratore che dimostra di avere un lavoro ha già delle possibilità e delle garanzie affinché possa continuare a lavorare. Diverso invece è il ragazzo
che ha delle difficoltà. Lei deve pensare che il nostro Ateneo, per quanto abbia avuto un incremento sull'iscrizione, il grande problema del nostro Ateneo è l'abbandono e il fuoricorso. E quindi la grande scommessa per il futuro è proprio questa, quella di mettere in campo tutta una serie di linee strategiche, inclusa una didattica innovativa e con grande come dire, considerazione per quello che è l'approccio digitale, proprio per permettere a tutti questi giovani intanto di restare da noi, intanto di riuscire ad arrivare in tempi realistici a una laurea. Però l'Università di Catania è stata una delle prime in Italia a togliere la possibilità della didattica a distanza subito dopo la fine dell'emergenza da Covid-19, e questo, e poi sempre a proposito degli studenti lavoratori, sempre perché viviamo in Sicilia, stiamo parlando dell'Università di Catania, non è che stiamo proprio parlando di studenti, di persone che hanno facilmente accesso a, per esempio, un regolare contratto di lavoro per poter dimostrare di essere effettivamente dei lavoratori. Anche questo è vero, professore Baglio. Questo è giusto, ha ragione. Sì, allora qui si evidenzia una necessità di lavorare per programmi strategici, non possiamo improvvisare, non possiamo pianificare la didattica sulle alloggi che non abbiamo ancora, che avremo ma che non abbiamo ancora. Questo poi crea la difficoltà del nuovo e poi crea un'aspettativa esagerata. Cioè, no, essere ambiziosi è assolutamente giusto, è quello che dobbiamo fare, ma dobbiamo essere allo stesso tempo ambiziosi, sostenibili e concreti. Quindi va programmato con il giusto grado di ambizione per i posti letto che abbiamo adesso, o per i posti aula che abbiamo o che avremo nel breve tempo, e non quando l'effetto rimbalzo di chi è venuto qua aspettandosi di avere delle aule non le ha trovate perché ce le avremo più avanti. Quindi va fatta una pianificazione, si deve lavorare in maniera molto più programmatica. Questo è un po' quello che vi hanno chiesto, immagino, anche gli studenti. È quello che io ho scritto di fare nel progetto, nel mio programma. Si lavora per piani strategici che vanno dall'inizio alla fine, si sa cosa c'è, perché ne abbiamo tante cose, ma vanno messe in sistema, vanno messe in fila, in maniera tale che funzionino e che siano pronte quando servono, da subito, non quando poi nasce l'emergenza o l'esigenza. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, faccio questo piccolo preambolo, credo che comunque negli anni, insomma, ormai il rapporto tra tra corpo studentesco e corpo docente sia ormai quasi in simbiosi, cioè ci si è accorti che l'uno ha bisogno dell'altro e viceversa, mentre prima, una volta, diciamo, con i famosi baroni dell'università si restava staccati, lontani, soli, non si va da nessuna parte. Addirittura non si parlava, c'erano i famosi professoroni che neanche parlavano con gli studenti, se non tramite un assistente, diciamo, in fuggita carriera, in rampa di lancio. Allora, io ho provato a far passare forse avvicinarsi, no? È un'altra, ovviamente lo dico anche per i nostri telespettatori, insomma, è un'altra università, oggi è un'università, insomma, anche più snella sotto dobbiamo essere squadra, siamo un'unica squadra, è un messaggio che ieri con gli studenti e qualche giorno fa con il personale tecnico amministrativo abbiamo passato molto forte. Allora, guardi, vi do il tempo di prepararvi, perché la prossima domanda me la faccio io e vi chiedo come siete diventati professori universitari, così magari glielo spiegate anche ai nostri telespettatori, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta all'interno del punto di oggi dedicato alle elezioni universitarie, la corsa alla carica di rettore dell'Università di Catania, con noi il professore Salvatore Baglio, il professore Enrico Foti, la professoressa Ilda Nicotra, il professore Pierfrancesco Verù, tutti e quattro candidati ovviamente alla carica di rettore, ultimi giorni di campagna elettorale. Prima di andare in pubblicità vi avevo anticipato la domanda, quasi una provocazione: come siete diventati voi professori universitari? Siete tutti ordinari, quindi insomma siete al massimo della carriera, molti di voi sono stati direttori, sono direttori, insomma, dei propri dipartimenti. Parto dal professore Baglio. Come è diventato lei professore? Tra l'altro lei c'è anche il centro di ricerca, presidente del centro di ricerca Samotrace, insomma una serie di impegni non indifferenti. È quello che mi piace fare, io sono un privilegiato, assolutamente un privilegiato. Diciamo, è stato tutto così liscio, io voglio fare il professore universitario, fare il primo... Laurea nel 90, dottorato nel 94, ricercatore nel 96. Non ha trovato mai non ci credo, mai un ostacolo, mai quello che voleva scavalcare. Io so lavorare duro, e se più è duro l'ostacolo è più forte lavoro io. Non ho nient'altro che mettere il mio lavoro sulle cose, cioè
produrre quasi 500 pubblicazioni, non so quanti progetti, non so quante collaborazioni. Difficile stare dietro a questi numeri, insomma. Lavorare 18 ore al giorno per 30 anni più o meno basta. Più o meno basta. Diciamo così. Professore Foti. Beh, io ho una carriera un po' più articolata, nel senso che già per svolgere la tesi vinsi una borsa di studio in un centro di ricerche dell'IBM a Roma, dove poi fui assunto sostanzialmente dopo la laurea. Rimasi lì per un periodo e poi mi spostai perché mi dovetti fermare per il militare, allora era obbligatorio, e quindi subito dopo il militare, insomma, durante il militare mi misi a studiare per partecipare a un concorso di dottorato di ricerca all'Università di Padova che vinsi, scelsi l'Università di Genova che era sede consorziata e rimasi lì poi 5 anni, prima completai il dottorato, poi ebbi delle borse di studio in un dipartimento di ingegneria navale e tecnologie marine. Quindi poi insomma da lì. E poi da lì sì, sono tornato. Anche mai un ostacolo, mai... Ma, gli ostacoli hanno riguardato più che altro il periodo di precarietà che è stato piuttosto lungo, di circa 6 anni. Peraltro avevo lasciato io questo centro Molti di ricerca. abbandonano, lo sa, diciamo. Esatto, perché in quel periodo, proprio in quel famoso periodo di precarietà, guardo tutte e quattro, perché le esperienze poi insomma in quell'ambito sono tutte uguali. Cioè, poi molti preferiscono dedicarsi ad altro, molti vogliono mettere anche su una famiglia, quindi trovarsi un lavoro, e magari non ce la fanno a stare con quegli stipendi. In questi casi il fatto di essersi laureati da giovane, io ero molto giovane quando mi laureai, quindi chiaramente questo aiuta, chiaramente. Se ci si laurea un po' in ritardo poi le esigenze cambiano nel tempo. Allora, io mi sono laureata nel lontano 1987, quindi diciamo ho recuperato qualche anno che poi mi sono giocata dopo. Devo dire che avrei voluto fare la giornalista sportiva, quindi quello era il mio primo sogno. Poi mi sono appassionata alla ricerca, ho fatto il dottorato di ricerca alla Federico II di Napoli, perché qui non avevamo la sede principale del dottorato, quindi sembra ovviamente preistoria, e da lì è iniziata la carriera universitaria. Ovviamente ho trovato ostacoli come tutti, gli ostacoli ci sono per essere superati e poter dire alla fine ho vinto e ce l'ho fatta, malgrado io non avessi nessuna, diciamo, vicinanza familiare, perché la mia famiglia è lontana da questo mondo. Sì, e quindi bello così. No, ma guarda, io ho fatto una scelta un po' più semplice. Ho scelto un campo che allora era praticamente vuoto, che era la chirurgia vascolare. Era un campo dove obiettivamente non aveva ancora una importante posizione nell'ambito della sanità, ma io intravisi che poteva diventare invece un campo di grande attualità, perché c'era l'aumento dell'età, come le malattie vascolari sono legate alla degenerazione, e quindi era probabilmente una branca che nel futuro poteva avere. Perché questo, voglio dire, è anche, come dire, un escamotage, no? Dico, ha detto anche a molti giovani che spesso, come dire, hanno paura a intraprendere la strada meno battuta. Non bisogna focalizzarsi, quindi andai subito all'estero, a Parigi, dove rimasi 3 anni dal padre della chirurgia vascolare di allora, quindi acquisì molta esperienza clinica ma anche scientifica, e praticamente il primo concorso, pensi che allora gli ordinari in chirurgia vascolare in tutta Italia erano meno di 10. Quindi eravamo, come dire, gli ultimi della classe, come dire, una categoria quasi che non... Però quella fu la scelta giusta, perché non mi misi in competizione in altri campi che invece in quel momento andavano fortissimo, come la chirurgia generale o altri campi. E oggi invece... Poi in quegli anni, insomma... quegli anni era impossibile. Poi noi le baroni, c'erano direttamente re e principi. Poi noi avevamo scuole di specializzazioni non retribuite, quindi un lungo precariato. Quindi io, per poter vivere, ero sposato, per poter vivere andai all'estero per cercare di portare un po' di pane a casa, però quella fu la scelta giusta, perché oggi invece la chirurgia vascolare ha preso, soprattutto con la mini-invasività, ha preso un ruolo fondamentale, e poi mi dedicai ai trapianti, ma in un secondo momento, quando ero già diventato professore. La tecnica potrebbe essere anche questa, no? Cioè, focalizzarsi, insomma, su strade, rami meno battuti. Sì, sì. Bisogna avere un po' di visione. È un suggerimento che stiamo dando anche ai ragazzi che ci ascoltano. Un po' di visione, cercare di capire dove va il mondo e intercettare
e prendere quella strada. Allora, io ho un sacco di domande, non so anche i colleghi, partirei però da un'altra delle domande polemiche, no, che magari in questi giorni hanno fatto. Il nostro Ateneo purtroppo ce la possiamo raccontare come vogliamo, ma è ultimo tra le grandi università d'Italia, 18° posto, insomma, certamente non è, come dire, un buon biglietto da visita, no? Secondo la classifica del Censis. Ora me la potete raccontare come volete, i parametri tenuti in considerazione, eccetera. Poi chi guarda queste classifiche vede prima sempre le grandi università del Nord, senza considerare poi i grandi poli. No? Prima ecco, senza. Sì, esatto, scusi, ha ragione, la Calabria, prima la Calabria. È peggio. Che è peggio, che fa ancora più male, ha ragione il fa ancora più male. Non solo, ma Messina e Palermo sono avanti a noi, Sicilia. Quindi che si fa? E quindi bisogna ripartire per rilanciare l'Ateneo. Come si rilancia questa... Lo sa che cos'è? Allora, è oggettivamente da prendere in considerazione perché fa male ed ha un impatto mediatico devastante, però è anche una questione di programmazione. Uno dei parametri che influenza tantissimo la classifica Censis è la disponibilità di alloggi. Noi ne abbiamo tanti, ma non sono contati perché sono forniti dall'ERSU. Questo significa che strategicamente un investimento che potrebbe fare l'università è quello di dotarsi di convenzioni per alloggi parallele a quelle dell'ERSU e andare a aggredire questo parametro della classifica. Lo si deve fare in maniera programmatica. Si può fare, lo dico a tutti. Sì. Sì, credo che si possa fare proprio. Se noi guardiamo anche altre classifiche, oltre a quella Censis, un po' meno di impatto, c'è l'ultima che è uscita la settimana scorsa sulla ricerca, siamo invece 21esimi in tutta Italia, davanti a tutti quanti gli altri. Quella è una classifica di ricerca, puramente di ricerca. Se guardiamo le classifiche di assoluto non impatto mediatico purtroppo, però di vera sostanza, quella dell'Anvur, noi abbiamo preso una B, quindi siamo stati classificati assolutamente come università d'eccellenza. Purtroppo quelle classifiche vanno attaccate in maniera strategica, in maniera sistematica. C'è chi lo fa, delle azioni. C'è chi lo fa, esattamente. Noi dobbiamo farlo, questo è il problema. Però io dico una cosa, al di là delle classifiche ci sono delle questioni che vanno affrontate subito. I distributori di acqua nei dipartimenti, all'interno delle sedi universitarie, i distributori di merendine, caffè, cioè i nostri studenti non Perché hanno... questi fanno classifica? No, ma non hanno gli strumenti, non hanno i servizi fondamentali e gli studenti comunque sono studenti del mondo. Non vengono per le merendine, professoressa, no? Non vengono perché non hanno le cose, non hanno il contatto con il mondo del lavoro. Io credo che ci siano che questa è una cosa fondamentale, molto sì, ma per la vita quotidiana, però insomma in una programmazione i trasporti che non sono adeguati alle condizioni degli studenti che si devono, come dire, spostare da un dipartimento all'altro per seguire le lezioni lontanissime da dove loro hanno la sede principale. Consideri che ci sono tantissimi pendolari che devono usare la macchina, che devono affittare una casa e magari se le lezioni invece di essere al centro storico sono alla Cittadella, chiaramente tutto questo influisce anche su un disagio e su una percezione poi, no? Di diffuso scollamento tra lo studente e l'università, quindi dobbiamo agire su questo. Io penso che professore Foti e professore Veru, così riequilibriamo un po' i tempi di intervento. Io penso invece che un aspetto importante sia quello della tassazione. Noi siamo nel fanalino di coda, nel report di ieri sul Sole 24 Ore, rientriamo nel gruppo di università con la fascia di esenzione più bassa, 22.000 euro. Cioè, quella, rimborso tasse universitarie in questo caso. Nel senso che non pagano quelli che hanno un ISEE fino a 22.000 euro. Quanto costa uno studente iscriversi all'Università di Catania? Dipende dalle fasce. Ci sono 5 fasce diverse. Una fascia intermedia. Quella più alta è 2.100. Che voglio dire, non è che siano cifre, insomma. No, però rapportate a questo territorio sono cifre. Se noi mettiamo che già Messina ha una fascia di esenzione più alta, ma arriviamo fino a 30.000 euro, io propongo di farla gratis per tutti in termini di tassazione all'università. Credo che poi insomma sia anche un rapporto, diciamo, di dare e avere, cioè non penso che si possa, no, cambiare la fascia di esenzione. Sì, lo potete cambiare voi, cioè non c'è un impatto economico sulle... C'è un impatto economico, ma è chiaro che sono scelte strategiche anche di, ripeto, se siamo fanalino di coda fra tutte le università italiane nella fascia di esenzione,
tra l'altro in controtendenza rispetto a quello che succede a livello mondiale. Adesso Harvard, senza fare vuole $200.000, cioè vuole dire gratis per tutti tranne che se sta ricco. Quindi dico, no, ma dico il messaggio però che qui deve passare... però qui mi dà l'assist per chiedere anche un'altra cosa. Non lei ha fatto, diciamo, ha citato Harvard come esempio, diciamo, estremo di esenzione, $200.000. Però è vero che chi esce da Harvard appena varca il cancello e non paga però fino a $200.000. No, però dico, appena esce da Harvard viene subito collocato in una grande azienda, in un'industria, insomma, trova subito il famoso posto di lavoro, che qui è difficile il contatto con il territorio. Quello che dicevo all'inizio, quanto ce l'ha questo contatto con il territorio, questa università? Cioè riesce a garantire ai laureati come dire, sbocchi? Sembra di no. Ma intanto non li dobbiamo garantire con i laureati, ma anche durante il percorso e utilizzando anche percorsi di formazione che siano di contatto col mondo del lavoro, a cominciare dai master di primo livello e di secondo livello che noi non utilizziamo pochissimo. Cioè per noi il percorso formativo tipico ancora è il 3+2, cioè la laurea e la laurea magistrale, dappertutto è 3+1 in un'ottica di formazione continua nella vita di una persona. Cioè che poi ritorna indietro e il +1 è fatto in stretto contatto con le aziende. Tutti, su questo voglio sentire tutti, perché tutti avete la vostra idea, no? Professor Verù, professor Baglio, professor ieri abbiamo avuto un incontro con gli studenti e è emerso chiaramente il bisogno, l'esigenza degli studenti di avere una sorta di collegamento fra l'università e il mondo del lavoro. In sostanza uno strumento di cerniera che mette in contatto la domanda e l'offerta. Ci sono come dire, esempi in tutte le università italiane. Su questo punto uno di questi strumenti potrebbe essere una sorta di academy, una fondazione in cui l'università insieme alle piccole, medie e grandi imprese cerca di fare appunto rete per fare in modo che i laureandi e i laureati possano trovare già subito, appena laureati, ancora prima, nel momento della redazione della tesi, una collocazione nel mondo del lavoro. E questo è, secondo me, quel ponte di cui parlavo e che manca e che sarebbe, diciamo, di grande impatto. Non è stato fatto? Cioè, però, scusate, questa è una questione di qual è l'ambito al quale ci riferiamo. Noi dobbiamo guardare tutti gli studenti, l'Università di Catania ha tantissime anime e dobbiamo guardarle tutte. Ci sono degli ambiti in cui il problema non c'è, assolutamente non c'è, l'interazione col territorio è fortissima. Il vostro dipartimento, per esempio, è uno di quelli che è più attivo in questo senso, non mi riferisco al vostro. In cui gli studenti sono già con contratto a tempo indeterminato. Esatto, i medici non hanno lo stesso problema. Anche i giuristi. Però questo significa... Avvocati, Però questo significa che l'esigenza che nasce e che c'è, perché ieri è l'ultimo momento in cui è nata, ma è un'esigenza che conosciamo, di fatto in tutti i programmi è citata questa cosa, è un'esigenza di sistema, dove dobbiamo andare a guardare tutte le altre anime e paradossalmente i dipartimenti in cui si fa più placement, quindi si fa più azione di contatto tra gli studenti o alla fine della triennale o alla fine della magistrale con il tessuto industriale, sono quelle dove forse c'è meno necessità ed è lasciato, questo tipo di azione è lasciata tutto sommato all'iniziativa dei singoli o dei singoli docenti o dei singoli dipartimenti, ed è qui che invece l'università deve entrare di nuovo come istituzione, come sistema. Tra l'altro agire, guardi il professor Verù, perché sto per dire una parola, chirurgicamente, diciamo, su quelle diciamo sacche che non riescono. In maniera programmatica e sistematica, prevenendo quello che serve, perché non lo sappiamo cosa serve, dobbiamo farlo prima. Se posso, prego. No, volevo tornare un attimo sul discorso del ranking. Il ranking è importante, intanto mi duole ovviamente parlare di una università di Catania perché sono emotivamente legato, dico, però il ranking non deve essere visto solo come un problema di classifica, bisogna studiare quelli che sono gli indicatori. Ogni ranking, ce ne sono tanti in tutto il mondo, non è che c'è solo il Censis, in tanti altri ranking mondiali siamo messi un po' meno peggio, diciamo, però i ranking facciamo l'ottimismo nella vita. Mi ascolti, ci sono degli indicatori precisi che sono fuori corso, abbandono, c'è tutta una serie di indicatori ben precisi che sono ben conosciuti.
Ci sono due aspetti. Un ateneo deve essere in grado intanto di rendicontare la sua attività e in questo noi manchiamo un poco, cioè noi non abbiamo un database, un sistema integrato che ci permette immediatamente di poter comunicare tutti i dati, ma questo non ci deve servire come scusa, ci deve servire come possibilità per intervenire su fatti reali, cioè il nostro fuoricorso è reale, il fatto dell'abbandono è reale, il fatto di non avere una perdita sulle magistrali, anche il grado di occupazione è un altro indicatore. Ovviamente noi rispetto ad altre università siamo, come dire, siamo un po' le università del nord, però è anche vero che Messina ci ha superato, è anche vero che Palermo sta meglio, quindi è un problema nostro, dobbiamo capire quali sono gli indicatori, ma non per capire gli indicatori e correggerli e fare il giochino, ma dobbiamo proprio intervenire laddove stiamo mancando. Senta, sul ranking, il rettore uscente, Francesco Priolo, l'abbiamo sentito. C'è un settore che in Italia è sempre stato in salita tra mille difficoltà, è quello della ricerca. L'Università di Catania come si pone di fronte a questo? L'Università di Catania ha investito tanto in questi anni in ricerca, tant'è vero che siamo stati in grado di poter drenare in una maniera assolutamente importante, direi quasi unica, le risorse del PNRR e attraverso una opportuna concertazione con le altre università siciliane siamo riusciti a essere leader dell'ecosistema dell'innovazione su micro e nanosistemi all'interno di questa regione. E a tal proposito come si classifica, qual è il ranking rispetto alle altre università nazionali ed europee? Per quello che riguarda i ranking c'è un ventaglio molto ampio e differente, perché ogni società che fa un ranking lo fa scegliendo i propri parametri. E allora se prendiamo i maggiori ranking internazionali, quello di Shanghai per esempio, o il World University Ranking, che è il più importante a livello internazionale, vediamo che l'Università di Catania è di gran lunga la prima università siciliana, ma non solo, è la prima università siciliana, è ben al di sopra di università come l'Università della Calabria, che ad esempio nel ranking Censis è la prima, per cui capite bene che dipende quali sono i parametri che vengono valutati. E ancora l'Università di Catania è al di sopra di università quali il Politecnico di Torino o la Ca' Foscari di Venezia. Se poi andiamo a vedere la valutazione ministeriale, quella fatta dall'ANVUR, dall'Agenzia Nazionale di Valutazione, ha avuto il ranking B. Per quello che riguarda viceversa il Censis, bisogna ammettere che nel Censis l'Università di Catania non è andata bene e allora quest'anno, visto che tante famiglie si affidano proprio a questo tipo di valutazione e non guardano le altre, ho messo su un ufficio dati e statistiche all'interno dell'Ateneo che ha valutato con attenzione tutti i dati e ha fornito direttamente al Censis i dati. Insomma, Priolo ci aveva già pensato a questa cosa. No? Insomma, le classifiche sono importanti, inutili, si guardano quelle quando un genitore sceglie, no, di iscrivere. Questo è un fatto formale, no? Cioè, apparire meglio, però deve essere utilizzato per migliorare, cioè l'indicatore ci deve spingere, lo devi conoscere però, perché se non hai il dato non lo puoi conoscere, ma deve essere utilizzato per migliorare. Allora, noi dobbiamo fermarci un attimo per un'altra pausa pubblicitaria. Abbiamo altre domande, ovviamente, da parte dei colleghi. C'è anche qualche... Antonio, prego, velocemente, dai. Ma la domanda è questa: l'università nel sistema paese ha un ruolo fondamentale. Quello che viene da pensare è cosa farebbe il candidato rettore una volta diventato rettore come prima mossa, soprattutto nei confronti dei rapporti col governo e delle richieste al mondo politico, cioè su cosa il futuro rettore di Catania dovrebbe battere i pugni sul tavolo.
Secondo me sulla stabilizzazione degli ETDA non si capisce perché. Cosa sono, professore? I ricercatori stiamo parlando al pubblico della televisione. No, ha ragione, siccome prima li avevamo già evocati, i ricercatori a tempo determinato che abbiamo assunto, peraltro sono 173 in questo momento. Di categoria A, cioè perché poi ci sono quelli di categoria B. A e B che sono meglio, tra virgolette, dal punto di vista contrattuale. Della contrattualistica, ma quello che dobbiamo richiedere a gran voce è la stabilizzazione degli RTDA, dei nostri ricercatori su cui abbiamo investito e che tengono in piedi in molti casi i nostri corsi di studio, oltre che portare avanti le ricerche. E non si capisce perché in tanti settori della pubblica amministrazione sono stati stabilizzati i precari e il comparto università invece non è riuscito a far sentire la sua voce. Questa secondo me è la prima voce da far sentire. Di stabilizzazione precari, per lei? Per me devono essere create le opportunità. Stabilizzazione è una parola che non mi piace in generale, però creare le opportunità per delle figure che sono state stimolate dallo stesso governo. No, ma Antonio dice cosa chiederebbe? Andavo alla domanda esatto. La cosa che invece sulla quale va discussa il prima possibile questo in sede CRUI e col Ministro è la nuova gestione dei fondi per le università, i nuovi parametri per le valutazioni delle premialità per l'università, perché vi è un problema sull'indice di spesa del personale che deve essere rivalutato e che è in discussione, sulla quale i rettori debbono poter dire la loro, perché quello diventa determinante per il futuro, per la sostenibilità delle università. Sicuramente un piano straordinario per eliminare il precariato, perché il precariato è un problema enorme per i ricercatori che non hanno un futuro e che quindi lavorano inevitabilmente male. Quindi io penso che questo sia il primo vero punto. Sono veramente invisibili a tutti. Esatto. Consideri che con un contratto precario all'università non si può accendere neanche un mutuo. Quindi noi stiamo mettendo queste persone nelle condizioni di non progettare un futuro. Stiamo parlando di diciamo docenti, perché non riesco a chiamarli in altro modo, che fanno attività didattica all'interno dell'università, quindi sono funzionali insomma al sistema. È l'Università di Catania che ha scelto di fargli fare didattica. Attenzione, alcune università hanno scelto per questi ricercatori assunti col PNRR di non coinvolgere nell'attività didattica, quindi è un'altra come dire, una declinazione diversa della però una responsabilità diciamo aggiuntiva, in più, che ha scelto di dare a queste persone all'università. Perché i corsi di laurea si fondano anche sul lavoro di queste persone, sulla didattica, quindi se viene meno questa forza lavoro dovremmo fare i conti con la riscrittura dei corsi di laurea. Su questo l'avevo detto prima, siamo tutti d'accordo che una soluzione bisognerà. Io quello che però volevo rispondere, quello che l'università e la CRUI dovrebbe chiedere al governo è che quando mette in campo un'azione deve anche pensare al governo che la deve sostenere economicamente. Penso al semestre filtro. Hanno rivoluzionato completamente semestre filtro, spieghiamo ai nostri telespettatori, cambierà l'ingresso senza più i test a medicina. È stato tolto il test in medicina, quindi si possono iscrivere, chiunque si può iscrivere in medicina e sarà l'università che formerà su 3 materie tutti i nostri studenti che aspirano a entrare in medicina. Potranno anche iscriversi in un corso satellite, a dicembre ci saranno degli esami a livello nazionale, dei test di nuovo, su una base di classifiche verranno assegnati e si potrà entrare ed uscire. Ma il problema qual è? Che il Ministero, anche se c'è un aspetto sociale che io condivido, che è quello di dire la formazione per entrare in medicina non deve essere demandata al privato, ma la deve fare l'università, però non si può fare a risorse zero. Cioè tu cambia il sistema, ma mettici fondi per cambiare il sistema. Allora ci fermiamo, l'ultima pausa pubblicitaria, poi andiamo a chiudere. Rientriamo, ultima parte della nostra trasmissione di oggi dedicata all'Università di Catania. Andiamo ovviamente a stringere, ce ne sono tante domande insomma, che avevamo formulato anche con i colleghi. Luisa Sant'Angelo, mi aggancio a quello che stavamo dicendo prima di andare in pubblicità. Queste sono elezioni, ovviamente elezioni di un'istituzione, di un ateneo. Secondo te ci sono ingerenze, diciamo, in passato ci sono state, ci sono in queste elezioni anche ingerenze da parte della politica? Questa è una cosa che forse bisognerebbe chiedere ai candidati. Detto questo, sempre per
per tornare ai famosi boatos, in questo caso proprio tra i corridoi dell'università. In realtà quello che più o meno dicono tutti è che la politica tende ad avere poco rilievo nelle elezioni universitarie, nel senso che poi certo naturalmente dopo le elezioni a rettore o rettrice eletta o eletto ci sarà un grande affollamento di stendardi della vittoria, ecco, che verranno sventolati, però in realtà proprio su questo aspetto il ruolo della politica, dalle voci che abbiamo raccolto dalle persone con le quali abbiamo parlato, è abbastanza marginale soltanto in questa fase, perlomeno questo è quello che sono riuscita a raccogliere io, poi magari i nostri candidati hanno una percezione diversa. Ida Nicodra sorride, perché quanto l'ha sentita questa cosa, l'ingerenza della politica? No, allora io credo che semplicemente che l'università è degli universitari, di questa grande comunità che in maniera libera e consapevole deve scegliere la sua guida, e credo che l'idea che trasmetteva prima la giornalalista sia molto molto reale, nel senso che a chiacchiere dico, si è però costruito poi il mondo, alla fine stringendo, diciamo, gli universitari sono giustamente e siamo giustamente gelosi della nostra istituzione, e quindi vogliamo essere noi i protagonisti del nostro futuro. Ma non c'è dubbio. Allora, prima di chiudere, sentiamo cosa lascia questo rettore Francesco Priolo, insomma, nell'ultima parte dell'intervista alla nostra Simona Mazzone. Aveva parlato in realtà anche di queste storie delle ingerenze, cosa lascia il rettore Francesco Priolo al prossimo rettore dell'Università di Catania, che inevitabilmente, a meno che succeda un terremoto, sarà uno di voi quattro. Quindi Francesco Priolo. Sicuramente. Speriamo di no, dico. Sicuramente. Se dovessimo morire tutti e quattro, insomma, mi sembra un po' pesante. Non si iscrive più nessuno a un IGT a quel punto. Quali altri gestioni ci fermiamo. In questo caso sicuramente. Questa è bellissima, solo tu la potevi dire questa cosa. Cosa ha trovato quando è arrivato all'Università di Catania e cosa lascia? Lascio una università che è una università florida, una università fiera del proprio passato, una università che può guardare con fiducia al proprio futuro. Avevo trovato una università bastonata, una università in difficoltà a causa di quanto era successo, è una università che ha poi dovuto affrontare il Covid, ma lo ha affrontato nella maniera migliore. Adesso si terranno le elezioni, che cosa pensa di queste candidature? Il rettore è parte sempre terza, è garante di tutti, e quindi io non posso che pensarne bene e non posso che fare i miei migliori auguri a tutti i quattro candidati. All'indomani delle elezioni lei cosa farà? Io sono un ricercatore prestato a questo ruolo, ho sempre fatto ricerca, tornerò a fare ricerca molto molto volentieri. Insomma, questo è il rettore Francesco Priolo. No, poco fa dico, senza scomodare grandissimi esempi, Napolitano e Mattarella non avrebbero dovuto proseguire il loro mandato, poi sono stati spinti, diciamo, quindi insomma, io mi auguro ovviamente che ognuno di voi possa realizzare quello che insomma, mi faccia fare una battuta da costituzionalista: la rielezione del Presidente della Repubblica è possibile, la rielezione no per legge. Quindi bravissima puntualizzazione secca. Io diciamo, in chiusura diciamo, faccio un appunto che credo sia stato sollevato anche dai vostri colleghi. La ricerca non deve essere mai fine a se stessa, e soprattutto la ricerca universitaria. Negli altri paesi la ricerca fa anche da ponte, no? Ci sono anche come dire, queste esternalizzazioni della ricerca dell'università, in questo caso l'Università di Catania, che potrebbero essere utili a enti, a privati, eccetera. Come funziona in questo caso? Cioè, la ricerca attuale e come potrebbe diventare la ricerca messa a sistema, quindi potrebbe, diciamo, attrarre anche investimenti, capitali proprio nell'università stessa? La faccio a tutti questa domanda.
Comincio io, visto quello che ho professore Foti fatto. ha alzato la mano, viene sempre... Tra voi ingegneri siete dischi. Noi siamo fair. Infatti, siamo fermi. Prego, Ho visto anche quello che ho fatto negli ultimi anni, indipendentemente dal fatto di andare in continuità o meno. La ricerca deve essere proattiva e deve essere produttiva, e se la immaginiamo proprio come un percorso, la colleghiamo anche a quello a cui faceva riferimento lei, che è il trasferimento tecnologico. Noi dobbiamo produrre conoscenze, dobbiamo produrre risultati, dobbiamo produrre nuove conoscenze, e poi dopodiché essere in grado anche di valorizzarle in tutti gli ambiti. Per me è facile dirlo da ingegnere, però le assicuro che questo vale per qualunque ambito, dall'umanista, dall'archeologo, dallo psicologo, dal medico, ci mancherebbe altro, dai giuristi, e noi abbiamo delle potenzialità enormi all'interno del nostro Ateneo. Si può mettere, cioè può tornare, diciamo, Io le posso dare i numeri, il numero di progetti e il numero di cose che sappiamo fare, che dobbiamo solo mettere a sistema e farle che diventare. adesso non ci sono però. Prego? Che adesso non stanno a sistema però. Che adesso non stanno a sistema, è proprio questa la differenza, mi consenta, è proprio questa la differenza. Vanno messe a sistema e vanno fatte funzionare. Vuole aggiungere qualcosa lei, professore Foti? Assolutamente sì, noi abbiamo diversi strumenti per collegarci al territorio, alcuni li utilizziamo, altri li utilizziamo meno. Intanto abbiamo i dottorati che possono essere sviluppati con le aziende, e su questo abbiamo fatto qualche passo in avanti, ma per quanto riguarda quella che noi chiamiamo terza missione, cioè l'attività che svolgiamo per il territorio, che è poi uno strumento essenziale per collegarci al territorio stesso e quindi sviluppare assieme altre attività, siamo a poco più di 1 milione, abbiamo avuto cifre ben più significative, quindi è un qualcosa che dobbiamo invece, come dire, quando vendiamo le nostre competenze, lo dobbiamo fare in maniera più convinta, più strutturata, perché ce le abbiamo queste competenze. Professore Veru, prego. No, se posso, questo è un tema che diciamo... la grande scommessa dell'università è quella che oggi il professore universitario può fare impresa, perché lei sa che noi non abbiamo nessuna possibilità di essere partnership con una ditta esterna, però attraverso... Avviene negli altri paesi. Avviene. Noi abbiamo uno strumento che è quello dello spin-off, che è uno strumento universitario, che permette al professore universitario di fare impresa anche con ditte straniere, quindi ditte esterne all'università, quindi di poter accogliere dei finanziamenti e trasformare la ricerca in un'attività, la ricerca in una idea brevettuale, dall'idea brevettuale mettere su un'impresa. E questa è uno dei, come dire, dei processi che oggi il professore universitario può fare, e quindi dare un risvolto pratico, ovviamente nelle varie discipline, e creare benessere, creare lavoro e creare una prospettiva diversa che non del risultato sterile della ricerca. Nelle discipline scientifiche questo potrebbe avvenire... Avviene un po' in tutte le discipline. Per esempio il conto terzi è uno di quegli strumenti messi a disposizione affinché il professore universitario, il ricercatore, possa fornire pareri, fornire progetti, e chiaramente va questo strumento che esiste in tutte le università del mondo e non solo in Italia, ma cito per tutti il Politecnico di Milano, deve essere ovviamente rafforzato, implementato, e deve dare la possibilità al docente di sentirsi, diciamo, parte di questo tutto, rimanendo a tempo pieno e potendo usufruire l'università e lui di questi proventi che ci vengono dall'esterno. Sa che le dico anche, il valore aggiunto dell'università è quello della multidisciplinarità, cioè noi siamo in grado di mettere a terra progetti che aggrediscono un problema da tanti ambiti. Quanto ci vuole, professore, a mettere a sistema queste... Ma quanti ne abbiamo fatti progetti così, e quanti ne possiamo ancora fare? Questo è chiaramente uno stimolo. Basta assolutamente avere, ad esempio, un grant office, qualcosa che ti accompagni nel progetto dallo scouting, quindi dalla informazione sul bando alla predisposizione allo sviluppo del progetto, e poi un Technology Transfer Office, quello che si chiama in gergo TT Office, che invece lavora in maniera proattiva, cioè che guardi quello che stiamo facendo. Questo risultato è brevettabile, si porta su una strada diversa e diventa un asset, è qualcosa sul quale che diventa patrimonio dell'università. E a quel punto l'università lo deve valorizzare. Allora, io non so, siamo in chiusura, non so se i colleghi vogliono aggiungere qualcosa, se no diciamo, li saluto, Luisa Santangelo e Antonio Condorelli.
Eccoli qua, Luisa, parto da te. Questo è Antonio. No, io in realtà l'unica cosa che mi sentirei di chiedere è se le dimensioni attuali dell'università, se nelle vostre prospettive, ecco, le attuali dimensioni dell'Università di Catania, in termini di numero di corsi, in termini di studenti che sono attratti, che possono esserne attratti, sono le dimensioni che l'università deve avere nel futuro, oppure se è necessario un ridimensionamento al ribasso per garantire servizi migliori, oppure al rialzo per riprendersi, per prendersi più spazio e per attirare più persone. Antonio, così andiamo. Ma io direi una cosa molto semplice e classica, visto che stiamo parlando comunque di un appuntamento elettivo. E cosa dire ai professori indecisi se i giochi non sono fatti? Allora, questa la teniamo dopo. Quindi, Vabbè, cosa ha detto? No. dice come convincere gli indecisi, diciamo, la più classica delle domande diciamo, di campagna elettorale. Allora, partiamo dalla domanda di Lucia Sant'Angelo, velocemente però, perché il tempo diciamo, è poco, meriterebbe diciamo, una risposta più articolata. Questa università è sottodimensionata o come dire, dimensionata in misura più grande di quello che è poi realmente? Cioè, cosa andrebbe fatto? Noi siamo stati megateneo e tra i megatenei siamo stati nella fascia alta dei megatenei, quindi noi dobbiamo ritornare ad essere... Ci siamo stati scarsi? No, nel senso siamo retrocessi, ecco, per usare è come se un termine calcistico. Retrocede in Serie B e risulta, per tornare alla classifica Censis, fanalino di coda. Insomma, se scendi alla Serie A, quantomeno dovresti essere in una condizione migliore. Dobbiamo assolutamente ritornare a crescere, però in maniera armonica con i servizi che siamo in grado di erogare. Si può offrire di più, questo assolutamente è il pensiero sì. di tutti. Sì, no? e la scommessa è avere più servizi per avere più studenti, perché la qualità e la quantità si devono combinare insieme. E graduare il giusto Come convincere gli indecisi invece, professor Verù? Ma come convincere gli indecisi? Intanto il personale tecnico e amministrativo bisogna garantirgli uno stipendio corretto, questa è una cosa che condividiamo tutti, ma questo è il primo punto di... Questa assomiglia però a una promessa alla politica, lavoro... No, questo è così, questo, guardi, abbiamo fatto, Antonio, abbiamo fatto noi 3 giorni fa insieme e abbiamo ascoltato insieme il grido di dolore del personale tecnico amministrativo che per 3 anni ha avuto bloccata la parte integrativa e queste hanno già uno stipendio al di sotto di quella che è la media delle istituzioni pubbliche. Non avere la parte integrativa per questa gente che guadagna 1.400 euro significa non arrivare a fine mese, quindi questo è un obbligo assolutamente che noi dobbiamo garantire e non il primo giorno ma il secondo. Quindi è una primissima cosa da fare. Sì, sono d'accordo, questo sicuramente sì, ma anche il tema, quindi il riconoscimento economico, ma un riconoscimento morale, dire un grazie a queste persone senza le quali non potremmo andare avanti. E poi per i docenti dico passione, entusiasmo, energia e cambiamento, per questo devono votare per me. Ma per me, la richiesta... Certo, se no non era l'appello. È giusto, in campagna elettorale. Scusa, siamo in campagna elettorale. Intanto i nostri operatori, che sono quelli di categoria B, non arrivano ai 1.000 euro, quindi certamente dobbiamo fare tanto e non sono solo i più bassi del pubblico impiego, ma sono anche stipendi più bassi di altre università. Quindi chiaramente dobbiamo cercare di portarli in una condizione di lavoro assolutamente dignitosa, perché adesso stiamo parlando di povertà di gente che lavora, certo. Perché chiaramente se hai uno stipendio al di sotto dei 1.000 euro e magari sei in una famiglia in cui quello è l'unico stipendio, chiaramente diventa... Una volta quando si parlava di lavoro all'università, insomma, almeno all'esterno si sognavano... No, purtroppo non è così. Sai che cosa mi... Abbiamo perso il 16% di inflazione negli ultimi 3 anni e il fondo è bloccato al 2016. Questo è un tema nazionale, cioè l'adeguamento, insomma... Esatto, questo è un tema di tutti che però chiaramente ciascuno vive chiaramente non è facile. Sa che cosa mi dispiace? Mi dispiace sentire lo sconforto, no, delle persone che io so e vedo lavorare tanto e che non hanno il giusto riconoscimento. C'era una collega del personale tecnico amministrativo che l'altro giorno mi ha detto che
dice di lavorare in piazza università e non all'università. Questa cosa mi ha dato veramente fastidio. Ferisce. Allora, a quelli che se ne vanno invece, gli studenti che se ne vanno, cosa volete dire? Mi manca da dire il votantoio, no? Per quello motivo. Gli studenti però che se ne vanno, cosa dire? Voi siete professori di questa poi fuori dalle lezioni. Non l'hai detto, D'Antonio? L'hai detto? Dicevo perché per convincere gli indecisi, no, però adesso a parte la battuta, per convincere gli indecisi a me piacerebbe che ciascuna persona in Ateneo votasse in piena libertà di coscienza, in piena autonomia, guardasse le persone, i programmi, quello che hanno fatto e decidesse. Io non abbiamo affrontato in questa sede, guardo il tempo, guarda, se ce la facciamo in un minuto, perché questo è un tema cruciale anche per il futuro. Stanno nascendo in numero diciamo, molto cospicuo le università telematiche e diventano sempre più attrattive. Quindi, diciamo, la Sicilia è la seconda per numero di studenti nelle università telematiche. Quindi insomma dà ragione, insomma, l'università potrebbe diventare anche, la nostra università potrebbe diventare anche... Assolutamente sì, io sommessamente dico, il professor Verù lo ricordava, l'avevo anche proposto in Senato subito dopo il Covid e non me l'hanno fatto fare per particolari categorie. Questa è un'emorragia verso, diciamo, gli istituti storici, queste delle università telematiche, che poi sono università private che si arricchiscono, insomma esce un po', no, dal contesto, dal paradigma. Ma noi non vogliamo diventare un'università telematica, noi dobbiamo fare la differenza con le università telematiche. Noi abbiamo i laboratori, abbiamo la vita all'università, è un valore, dobbiamo investire qualunque cosa ci sia da investire per fare la differenza. No, abbiamo detto, scusami Sandro, abbiamo detto per particolari categorie, è ovvio che rimaniamo un'università in presenza e nessuno vuole modificarla, ma per particolari categorie, lavoratori, questo significa essere flessibile, sono d'accordo con te, assolutamente. Chi ha difficoltà, diversamente abili, noi non offriamo niente a costoro. Infatti dobbiamo essere flessibili, ma le telematiche sono un'altra cosa, devono stare da un'altra parte. Comunque, se io posso, assolutamente le categorie a rischio neanche metterle in discussione, però se io posso, credo che bisognerà veramente riflettere con la comunità studentesca quale sarà la modalità didattica. La presenza è importante perché per noi è cruciale, perché permette socializzazione, permette rapporti, permette interscambio, però una profonda riflessione sulla modalità di erogazione della didattica dovrà essere fatta. Non c'è dubbio. Io ero in consiglio di amministrazione quando posi il tema, eravamo in piena post-pandemia, di recuperare tutta l'esperienza che abbiamo fatto durante il Covid. Se l'avessimo fatto saremmo un passettino più avanti, però dobbiamo certamente guardare al futuro e va ripensato il rapporto tra presenza e distanza. Io non ho difficoltà a dire, e credo anche per voi, che gli anni più belli della vita di un ragazzo sono gli anni dell'università, e quindi insomma per voi, per me, per chi è stato all'università certamente, però oggi è forse il momento anche di ripensare questa modalità didattica. Secondo me ha ragione anche in questo caso, cioè il professore Verù, a ragionare tutti insieme. Dicevo, io sono sicuro che tutti voi, insomma, finite le lezioni ragionerete insieme e farete squadra, che è il metodo giusto per mandare avanti questa Università di Catania. Lo ricordo, l'ateneo più importante, diciamo, almeno per anzianità in Sicilia, il più antico, che impatta fortemente su almeno 5 province, quindi è importante, insomma, ragionare anche in questi termini. Allora io ringrazio il professore Salvatore Baglio, il professore Enrico Foti, la professoressa Ida Nicotra e il professore Pierfrancesco Verù. Ringrazio i colleghi Luisa Sant'Angelo, ciao Luisa. Grazie a voi, grazie. Ringrazio anche come sempre il collega Antonio Condorelli, che ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Ritorneremo a parlare ovviamente dei temi di attualità e di politica. Grazie a tutti. Si vota il 23 al primo turno, personale amministrativo, personale docente, una parte poi gli studenti. Quindi insomma buon voto a tutti. Vi daremo ovviamente poi nel corso delle nostre trasmissioni anche il risultato. Grazie a tutti, buon fine settimana, appunto. Grazie.